Per la tanto attesa ripresa occorrerà attendere il 2015. Per ora disoccupazione e scoraggiamento restano le grandi emergenze da affrontare. Il Krenos, il centro di ricerche economiche Nord-Sud, chiude il suo 21° rapporto dipingendo un quadro poco rassicurante dello stato di salute dell'economia sarda. L'isola è ancora bloccata, incapace di sfruttare al meglio le sue potenzialità e le sue risorse umane e continua a perdere terreno nel confronto con le altre realtà in Europa e in Italia. Segnali interessanti arrivano comunque dal settore alimentare, che secondo il Krenos si dimostra capace di cogliere le opportunità offerte dai mercati esteri. Il valore delle esportazioni è in crescita del 10% rispetto al 2012. Il rapporto indica in turismo, ambiente e information technology le strade da battere per il futuro, sempre che si riesca ad abbattere gli ostacoli che rendono difficile il percorso: malfunzionamento delle istituzioni, inadeguatezza del capitale umano, carenza di infrastrutture sia materiali che immateriali. Stando al rapporto del Krenos, infine, nell'isola ci sono meno disoccupati donne che uomini, diversamente da ciò che rileva la statistica nazionale, dato che però va preso con le pinze, perché la forte diminuzione del tasso di attività per le donne nel 2013 potrebbe nascondere un'accelerazione del fenomeno dello scoraggiamento nel mercato del lavoro femminile.